La società cambia, non c'è più la famiglia del Mulino Bianco composta da mamma e papà regolarmente sposati o al massimo conviventi con i figli. Ora c'è un arcipelago di famiglie dove i figli possono avere genitori dello stesso sesso oppure un papà morto prima della nascita del figlio, se non del suo concepimento avvenuto mediante procreazione medicalmente assistita, che in vita aveva dato il consenso alla crioconservazione prima e utilizzazione poi del suo seme da parte della moglie. Anche a questi bambini vanno riconosciuti i diritti dei figli di coppie eterosessuali, ovvero quello di avere due genitori pur dello stesso sesso. E allora, di fronte all'inerzia del legislatore e al vuoto normativo in materia, spetta al giudice delle leggi, cioè la Corte Costituzionale, pronunciarsi. Con quale obiettivo? Fare ordine per porre rimedio con una disciplina organica che eviti disarmonie e prenda in considerazione tutte le diversificate situazioni che si presentano nella pratica. Insomma, basta lasciare alla discrezionalità del singolo comune il compito di decidere se iscrivere o meno nell'atto di nascita di un bimbo i nomi di due genitori omosessuali, altrimenti il rischio è quello di calpestare due principi stabiliti dalla Costituzione, quello di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, articolo 3, e quello per cui è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio, articolo 30. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 15 novembre 2023. La prima notizia del giorno riguarda la battaglia sui diritti civili. Ieri a Padova si è tenuta la prima udienza presso il tribunale sul caso trascrizioni delle famiglie omogenitoriali, dei certificati di nascita dei bimbi figli di due mamme. Abbiamo letto poco fa l'inizio dell'articolo di Cristina Genesina sui quotidiani del gruppo NEM e allora vediamo i titoli di oggi. Mamme Arcobaleno, svolta della procura, decida la consulta. Famiglie omogenitoriali, cambia la linea sul caso trascrizioni a Padova, il nuovo procuratore solleva la questione di legittimità costituzionale, insomma dovrà esprimersi la Corte Costituzionale. Nel frattempo davanti al tribunale c'era un sit-in, non vi lasciamo da sole, combatteremo insieme, il presidio delle mamme Arcobaleno per sostenere le coppie in aula, siamo famiglie ed è un'ingiustizia nei confronti dei nostri figli. Enrico Ferro, sempre per i quotidiani del gruppo NEM, intervista il sindaco di Padova Sergio Giordani che continua la sua battaglia civile. I cittadini stanno con queste mamme, basta con l'ideologia. Ho iscritto altri 6 bimbi, dice Giordani, sono fiero di aver acceso i riflettori su questo vulnus. La notizia anche sul Gazzettino di oggi, bimbi figli di due mamme, si apre l'ipotesi consulta. A Padova ieri le prime 5 udienze sulla legittimità degli atti di nascita. La svolta della procura chiede ai giudici di passare la palla alla Corte Costituzionale. In ogni caso la sentenza arriverà poi dal Tribunale Patavino nel 2024, conclusi tutti i procedimenti. Il sindaco di Padova Sergio Giordani commenta: così si va nella giusta direzione. Manifestazione delle famiglie Arcobaleno davanti al Palazzo di Giustizia, ci discriminano. Questo il Gazzettino. Vediamo invece il Corriere del Veneto, famiglia Arcobaleno, Giordani, bene la consulta, ora la legge. Il sindaco dopo le prime impugnazioni ha continuato a iscrivere i bimbi all'anagrafe. E in merito al confronto con i PM, dice Giordani, nessuna battaglia rispetto alla magistratura, i miei sono atti di giustizia coerenti con i valori costituzionali. Vediamo il riassunto della vicenda, come sempre del Corriere del Veneto. Dal 2017 sindaco di Padova Sergio Giordani del centrosinistra iscrive all'anagrafe i figli nati da coppie omogenitoriali femminili, ad oggi ne ha iscritti 39. Dopo la circolare del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che vieta le iscrizioni, la procura di Padova ha ritenuto di dover impugnare per l'annullamento tutte le iscrizioni già fatte. E il Corriere del Veneto racconta anche allo stesso modo il sit-in fuori dal tribunale con gli applausi, le lacrime. Finalmente un bel segnale, ma la battaglia continua. Questi commenti: le nonne, dicono, i bimbi soffrono.
bandiere, cori e felpe rosa per salutare il cambio di rotta del tribunale, appunto. Vedremo come proseguirà questa vicenda, ne avevamo parlato anche ieri, continueremo a farlo nei prossimi giorni quando ci saranno altre notizie. Nel frattempo proseguiamo la rassegna stampa di oggi con purtroppo una notizia luttuosa. Operaia incastrata nel macchinario muore a 26 anni in azienda. Siamo a Pieve di Soligo, dove Anila Grisciai è rimasta schiacciata dall'apparecchio per gli imballaggi. Tensione con i familiari della giovane, scrivono i quotidiani del gruppo NEM, che poi intervistano i sindacati. Mobilitazione contro la strage, i sindacati vogliono più controlli. La CISL esprime indignazione, la CGIL parla di sconfitta del lavoro e il Partito Democratico invece chiede l'attivazione di un osservatorio regionale sulla sicurezza sul lavoro. La notizia anche sul Gazzettino di oggi: orrore in fabbrica, a 26 anni stritolata da un macchinario. Pieve di Soligo, tragedia sul lavoro, morta la vice direttrice della Bocon. Prima colpita alla nuca, la giovane è rimasta poi incastrata con la testa. L'apparecchiatura acquistata di recente, tensione all'esterno dell'azienda, alcuni familiari sono stati allontanati dai carabinieri, leggiamo nell'articolo di Maria Elena Pattaro. Si tratta della 13ª vittima dell'anno nel Trevigiano, 13° morto sul lavoro. Si chiamava Grisciai Anila, 26 anni, di origine albanese, morta sul lavoro appunto alla Bocon, una ditta di surgelati di Pieve di Soligo, di cui era vice direttrice. La giovane è stata colpita da un macchinario dell'imballaggio che le ha provocato lo schiacciamento delle cervicali. Questo per l'ennesimo caso di un infortunio purtroppo mortale nei luoghi di lavoro del Veneto, una strage silenziosa che prosegue negli anni, nel silenzio appunto spesso della politica e delle istituzioni. Servirebbero più controlli, servirebbero politiche per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, ma sembra che in qualche modo si continui a rimandare. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi a proposito di politica regionale con una notizia che riguarda il bilancio del Veneto. Rebus da 28 milioni di euro. Leggiamo sui quotidiani del gruppo NEM: a rischio le risorse agli assessorati, parola dello stesso assessore al bilancio regionale Francesco Calzavara, che lo dice in modo chiaro. C'è un buco da 28 milioni di euro, un mese scarso per coprirlo, altrimenti questi soldi andranno tolti ai famosi 75 milioni di euro che ogni anno la regione divide tra i vari assessorati. Quindi risorse a rischio per gli assessorati vuol dire per quella parte di bilancio regionale che non è vincolata e che quindi è nella disponibilità della giunta regionale per attuare le politiche di anno in anno, risorse già scarsissime, e sono così poche per la scelta politica del presidente della giunta regionale Luca Zaia, prima di tutto di non applicare l'addizionale IRPEF regionale sui redditi più alti, privando il bilancio regionale nel corso della sua legislatura di circa 1,5 miliardi di euro. Nel frattempo, dall'assessore al bilancio altre notizie: la firma del Fondo per Sviluppo e Coesione porterà alle nostre casse 600 milioni di euro, ma intanto abbiamo ricavato ulteriori 3,5 milioni di euro. Ne chiederò la ridistribuzione in commissione. Certo è che l'obiettivo dei 28 milioni di euro è ancora molto lontano, e un altro dato importante è che questo buco da 28 milioni di euro è causato proprio dai tagli imposti dal governo ai trasferimenti alle regioni. Quindi la manovra del governo Meloni mette in difficoltà la giunta veneta di Luca Zaia, un alleato, ma è lo stesso per tutte le regioni. Altro che autonomia, altro che federalismo. Il governo appunto ha scelto di tagliare i trasferimenti ai comuni, agli enti locali quindi, e alle regioni. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.